66-68, ancora una differenza minima nel punteggio finale a discapito degli Oro Granata sconfitti sabato sera dalla Grissinbon sul parquet del Palasport a Liercio. Secondo me è troppo riduttivo rispetto ai meriti di Reggio Emilia e a quello che abbiamo fatto noi, troppo poco per vincere questa partita, nonostante devo dire che alla fine abbiamo avuto 1000 occasioni per poterla vincere, perché l'abbiamo girata come inerzia, l'abbiamo ripresa, abbiamo messo la testa avanti, poi abbiamo commesso errori veramente molto ingenui con tanti giocatori sottotono. Complici le numerose assenze di cui però De Raffaele non vuole farsi scudo. C'è solo da rimboccarsi le maniche perché è certamente un periodo difficile per noi, stare uniti, lavorare, prendersi un po' di responsabilità, naturalmente io per primo perché comunque la squadra la guido io, però si parla ancora di sconfitte all'ultimo secondo per errori di stasera anche tra virgolette di un po' di sfortuna ma anche di poca concentrazione. Con il match di sabato al primo canestro sono stati lanciati in campo i peluche per il Teddy Bear Toss, l'iniziativa dedicata ai bambini ricoverati in pediatria. Ne sono stati raccolti circa 1 migliaio che saranno distribuiti negli ospedali del Veneziano e del Padovano.